Potere di Recoba, ti prego, regalaci 3 punti oggi. Sono fondamentali. Bella raga, ciao a tutti dal comandone veneziano. Siamo carichi, siamo pronti per Venezia, Genoa. Ragazzi, siamo carichi, siamo pronti. Venezia, Genoa. Ho sonno perché il sabato non sono abituato a svegliarmi alle 10, ma va bene così. Bisogna portare a casa i 3 punti. Vai fioi. Ok, prepariamo il tutto. Qua abbiamo segnaposto, merendino. Ok, acqua, l'acquetta è fondamentale per il cume, ragazzi, veramente. Qua abbiamo l'astuccetto, bello carico, lo mettiamo già così. E ok, con Power Cats. Molto bene. Così ho sempre carico, sono più tranquillo. Allora, questo lo mettiamo qua dentro. Qua abbiamo anche le cuffie che però non ci servono. Power Cats. Molto bene. Portafoglio è qua. E andiamo raga, siamo pronti. Arrivati alla fermata. Ragazzi, è qua l'autobus, il solito 4L. E pronti per arrivare al tronchetto e prendere la navetta. Eccoci qua. Molto bene. Vai che ci siamo, alla prossima fermata arriva il mio amico. E stavolta smontiamo giusti con le signore che si incazzano. Esatto. Benissimo, vai! Siamo già carichi! Abbiamo l'1:15, dai. Mamma mia! Vai ragazzi! La tensione sale raga. Il 4 è partito dal Cialdini alle 12:16. Poi da via dritto Solo col Venezia arriviamo così allo stadio. Spettacolo, tensione altissima. Ma ragazzi, ma solo quando vai a vedere il Venezia hai questi scenari, cioè, non ti rendi conto? Prima che Sant'Ena, Marco torna in Rio. È già pagato. Mamma, no, comunque c'è poco da fare. È vero lo stadio nuovo, ma comunque penso allo spettacolo. Mi sono divertito come un matto, domani anche a me così. L'anno del 16-2, di Costanzo, dovremmo cominciare le prime 6-7 partite, mi ricordo. Vai. Signori, speriamo bene. Dai. Sì, vai, perfetto. Adesso ci mangiamo qualcosa. Pausa pranzo. E ciao. Vai, ciao, a dopo. Ciao ragazzi. Eccoci qua. Aiuto. Il Frassassi segna per noi. Oggi 2 gusti particolari, so, le robe strane e un po' esotiche. Vabbè, classico col stracchino e l'altro col Philadelphia al salmone. Cioè, non so il perché, cioè. E qua. Ho fatto bene. Boh, adesso mangiamo tranquilli. E vai. Mi ha portato uno per essere leggero per la partita. Con cosa hai preso? 7 etti di petto di pollo. E sottilette. Ma questa è la merenda dei campioni. Lo so. La bicicletta gioca ancora meglio di bicicletta. Ma assolutamente? Sì. Francesco l'ha messo là. Raga, ci stiamo avviando verso lo stadio. Tensione altissima perché oggi i 3 punti sono fondamentali. Dopo un inizio difficile. Abbiamo mangiato e adesso a pancia piena possiamo
cantare con le mani quando volete. Vai. Vai. E vai. Ole. Tensione alle stelle. Dai che ci siamo. La Scala del calcio, il Pierluigi Penzo. Guardali, guardali. Eccoli. Beh, penso uno dei migliori d'Italia. Sì, sì. Dai, vi prego, una tensione ragazzi. Poi c'è Luca oggi. Vai raga, andiamo a prenderci il nostro posto con Giorgione sempre in pole position. La 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 la. Ma con Liverpool quando giochiamo in Venezia? Non lo so, mi sono qua. Scusate. Scusate. Ciao, ciao. Ciao. Mario. Ciao ragazzi. Pronti? Vai. Vai Busio. Busio. Vai. Ioranen. Izes. Aps. Busio. Zampano. Oristario. Poyampalo. Candela. Svoboda. Andersen. Ellerton. Francesco. Dai Fioi. Col numero 25. Grande Totò, grande Totò. Grandi note magiche. Vai ragazzi! Francesco! Vai!
casa, allo stadio. Non è... Dai Fioi. Dai ragazzi! Vai Bugietto! Ma porca puttana! No! Ma che do coglioni! Ma se ci avevo sempre vinti noi! Ma porca puttana! Sì! Sì, ma c'era gol però sto qua, porca puttana! No. Ecco qua! Entra lì! Bravo! Dai veloce! Dai! No! Ma non è possibile, ma... Busio! Finisce il primo tempo, raga. Sempre gol mangiati e arbitraggi che... Un po' così. Raga, ci becchiamo per il secondo tempo. Mamma mia, cosa cazzo è successo? Un infortunio grosso questo, Un brutto infortunio, Fiore. Mamma mia. Vai! Rigore! Sì! Dai! Calma! Boro! No dai, che sboro! Devo mai! Dai che andiamo! Dai Ciccio! Vatti a cagare!
Dai Fioi, dai! Laterale di tiri, porca miseria. C'è cazzo, c'è! Dai! Oh, che assist, eh? Hai visto Yaboa? Vai Joe! Grande Joe! Popoia palo! Popoia palo! Popoia palo! Popoia palo! Bujo! 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 Kicker! Ciao finito! Mamma mia Fioi! Dai raga, andiamo a casa! Andiamo a casa! Grandi ragazzi! È andata ragazzi, vittoria! Finalmente! Non ho più voce, Fioi! Oh! Bravi ragazzi! È andata raga, è andata.
Socopa. Ah, sei andata. Ciao Genoa, ciao. Così. Vogliamo così. Vi vogliamo così. Bravi ragazzi! Oh. Devo vedere i Pink Floyd! 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 Ragazzi, ho la batteria scarica degli occhiali, sono senza voce, ma ce l'abbiamo fatta, siamo riusciti a portare a casa una vittoria importantissima, abbiamo dominato, Genoa mai tirato in porta, si gode ragazzi, si gode, so finito però. Raga, siamo rivali, oggi c'è anche il dopo partita. Smonteremo sì o no? Siamo in battendo da qualche ora. Sì, sì. Vai! Grazie. Eccoci qua. Mamma mia. Eccoci qua raga, pronti a prendere l'autobus e tornare a casa senza lose. Eccoli là. Sono finito, sono a pezzi. In attesa di partire, io sono finito. Eccoci qua. Ragazzi, io vi saluto. Sto tornando a casa, Socopa. E niente. Un saluto a tutti, è stata una partita incredibile, dai, bene, finalmente i primi 3 punti e adesso possiamo vedere le prossime con un po' più di positività, ecco, anche se è chiaro che la strada è ancora lunga perché dobbiamo comunque migliorare, ma ci siamo raga, scusate so finito, schiena a pezzi, voce che non c'è più e ciao raga, un saluto dal Comendone, ci vediamo
per la prossima, che è fra un bel po', il 20 ottobre, no, 20 ottobre mi sembra, contro l'Atalanta. Però adesso voglio portare altre cose, cercare di fare dei video anche con le partite in trasferta, sia del Venezia che del Milan. Raga, alla prossima, ciao!